Sì, buonasera a tutti. Questa mia ultima relazione, come si può vedere dal titolo, si occupa di presentare un piccolo progetto, un micro progetto che sto portando avanti da qualche anno insieme a mia figlia ed è un progetto essenzialmente di agricoltura rispettosa della terra cosiddetta biologica, ma anche qualcosa di più. Niente, partiamo dalle radici di questo progetto. Le radici di questo progetto affondano in alcune mie esperienze personali degli anni 70 e 80, a partire da alcune letture del movimento verde tedesco che mi hanno interessato sull'agricoltura biologica. Poi, lavorando in reparti d'urgenza, comunità coronarica, rianimazione, mi venivano delle riflessioni sul fatto che tantissime risorse dell'allora nascente riforma sanitaria venivano impegnate per queste ultime fasi della vita, mentre sulla prevenzione primaria non si vedeva ancora nulla, cioè era proprio un discorso solo scritto sulla carta. In quel periodo mi è capitato poi anche di fare un volontariato internazionale in Bolivia e qui ecco, è sbocciato l'incontro con i popoli indigeni che mi ha portato quindi a contatto con la loro cultura e al loro grande rispetto per la terra, considerata come un essere vivente, anzi come una madre, e che ci cura, ci sostiene e a cui dobbiamo il massimo rispetto. Al mio rientro ho fatto alcuni corsi di agricoltura biologica, i primi che erano in quel periodo su questo territorio, dopodiché una tesi di diploma in cui ho fatto una ricerca sui pesticidi che venivano in quegli anni sparsi su tutti i terreni di tutta Italia. E questo mi ha veramente dato così una grossa preoccupazione. A questo punto, insieme a mio marito, decidiamo di lasciare i rispettivi lavori e di iniziare questo percorso con una piccola azienda agricola biologica che si chiamerà Il Granello di Senape. Ma prima ancora di parlarvene, vorrei farvi vedere questa tabella di dati Istat elaborati poi dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in cui possiamo notare qual è realmente l'utilizzo dei pesticidi in Italia nel 2016. Questa è una tabella dell'anno dopo per elaborazione. E possiamo vedere che in realtà in questi 20 anni c'è stata comunque una diminuzione, questi sono milioni di chili, possiamo notare che da 84 milioni siamo passati a 60 milioni, cioè comunque pur sempre un chilo a testa. Noi abbiamo, cioè viene sparso almeno un chilo a testa di pesticidi per ciascuno di noi in sostanza nell'ambiente italiano. L'unico fatto un pochino da notare, che ho sottolineato appunto in giallo di nuovo, è la colonna vari, perché in questa colonna vediamo un aumento. L'aumento è dovuto al conteggio da un certo punto in avanti in questa colonna dei prodotti biologici, che vengono quindi non più pesticidi ma prodotti naturali. Questo ci dice che sono diminuiti i prodotti tossici erogati e sono leggermente aumentati i prodotti naturali. Ora, successivamente, ci sono due, in questa slide, così un discorso che comunque è quasi superfluo perché tutti vediamo, cioè sappiamo che i pesticidi hanno effetti tossici nei confronti degli insetti impollinatori. Questo è un allarme mondiale, si sta lavorando a livello di tutti gli istituti per cambiare le legislazioni
a favore dei prodotti che non sono tossici per gli insetti impollinatori, in quanto sappiamo bene che gli insetti impollinatori sono responsabili del nostro cibo. Se non c'è l'impollinazione non sappiamo che cosa mangiare. Dall'altra parte possiamo vedere come gli istituti preposti sono riusciti faticosamente, dopo tantissime ricerche, tantissimi anni di ricerca sugli effetti tossici dei pesticidi, a dichiarare almeno 5 pesticidi come possibili cancerogeni e probabili cancerogeni. Questo, per collegarmi a quello che diceva Don Simone ieri, la forza dell'economia malata, direi, cioè la forza delle multinazionali, degli agrofarmaci dietro alla difficoltà e di salvare gli insetti impollinatori e di dichiarare francamente con meno timidezza la pericolosità dei pesticidi. Andiamo avanti. Allora, in quegli anni, dal 99, nasce la nostra prima azienda agricola biologica, il Granello di Senape. In questi anni, infatti, poi sperimentiamo varie tecniche per lavorare la terra, ma nel senso di comprendere come lavora la terra, come lavora l'ecosistema, insieme ad altri agricoltori ricercatori. E quindi cerchiamo di attuare tecniche meno impattanti possibile e più rispettose possibile. Ho messo qui due testi fondamentali, se qualcuno è interessato li può comunque trovare ovunque, di alcuni biologi. Uno è giapponese, gli altri due sono delle nostre vallate, che hanno lasciato i lavori che facevano in biologia per dedicarsi interamente all'agricoltura e alla ricerca, e hanno messo in luce appunto queste tematiche: come lavora la terra, il massimo rispetto, e i secondi, l'importanza delle micorrize, dei funghi microscopici, che sono importantissimi per la vitalità del terreno e di cui parlerò dopo. E poi con questa slide volevo sottolineare l'importanza di questo lavoro per i giovani e del passaggio del testimone. Passano gli anni e l'esperienza per me si conclude nel 2011. Nel frattempo i figli crescono, studiano e il seme caduto in loro inizia a dare qualche piccolo germoglio. Alcuni frutteti curati in precedenza sono adesso in stato di abbandono, ma il desiderio di contribuire alla salute è ancora molto, e quindi nel 2018 con una figlia ripartiamo. Una figlia che nel frattempo si è laureata all'Università di Pollenzo, dove si studiano tutte queste cose, e iniziamo questa nuova realtà che chiamiamo il frutteto di Marta e Maria. Ora, vediamo un attimino che cosa significa lavorare realmente in armonia con la natura, che è l'obiettivo che ci poniamo con questa azienda. Prima di tutto, lavorare in armonia della natura vuol dire considerare la terra come un organismo vivente estremamente complesso e di cui conosciamo ancora molto poco e a cui dobbiamo il massimo rispetto. Significa, in secondo luogo, mettersi nell'ottica di imparare dalla terra, imparare come coltivare dalla terra, perché è già tutto lì. L'uomo non deve fare altro che osservare, ascoltare, riflettere, meditare, collegare e scoprire prima di fare, prima di mettere mano a questa grande opera del creatore. Abbiamo messo qui alcuni esempi di questo. Sappiamo dalla ricerca scientifica che gli strati del terreno in superficie sono almeno 7. In ognuno di questi strati vivono e lavorano dei macro e micro forme di vita, abitanti, diciamo, con tutte le loro funzioni e relazioni in simbiosi con le radici delle piante. Ora,
sconvolgere gli strati del terreno per coltivare, voi immediatamente potete comprendere come sia un grosso danno, perché sconvolge completamente l'equilibrio e ci vogliono anni perché tutto si ricostruisca. Ma ancora un altro esempio per continuare il discorso sulle micorrize. Le micorrize sono dei funghi microscopici che colonizzano, se comunque ci sono le condizioni, colonizzano il terreno e lavorano in simbiosi con le radici delle piante, con le loro ife tutte connesse, riescono a nutrire le piante da distanze veramente grandi, trasportando e mettendo a loro disposizione nutrienti ed acqua e collegando le piante tra di loro. Ora questo effetto di potenziare le micorrize si ottiene con una tecnica nuova che è sperimentale in Francia e in Canada, che si chiama utilizzo del cippato fresco. Comunque ne parliamo ancora più avanti. Un'altra cosa molto importante che significa rispettare come lavora la terra è mai interrare la sostanza organica, ma la sostanza organica metterla solo semplicemente sul terreno. Sul terreno tutto cade e rimane lì. Il terreno poi utilizza tutti i suoi micro e macroorganismi per digerire questa sostanza nei suoi tempi e nei suoi modi, e solo così è veramente utile. Quindi il terreno deve sempre essere coperto, perché in natura il terreno è sempre coperto, come anche negli animali e nell'uomo quando non ce li togliamo i peli. Ecco, questo è. Allora adesso entriamo un po' più nel dettaglio su che cosa fa esattamente questa piccolissima realtà, questa piccolissima azienda agricola. Abbiamo due aspetti, un aspetto colturale e un aspetto culturale. Per quanto riguarda l'aspetto culturale, l'azienda agricola consta di un meletto di mele antiche, in cui sono state recuperate 14 varietà antiche, di un mirtilletto più altri piccoli frutti, di un noccioleto con 2 varietà diverse e di un frutteto misto in cui ci sono molte altre varietà di frutta ma in minore quantità. E ovviamente le tecniche colturali sono, come detto prima, quelle più rispettose possibili della terra, per cui non si usano assolutamente materiali plastici. La copertura del terreno viene sempre fatta appunto con materiale organico e quando possibile e sempre di più con il cippato fresco di ramaglie, questo per aumentare la micorizzazione del terreno. La lotta, la difesa viene fatta con i prodotti naturali e per quanto riguarda gli insetti con delle trappole colorate con dentro una soluzione sempre naturale in cui l'insetto entra e non può più uscire. Le potature vengono fatte nel modo più rispettoso possibile dell'assetto della pianta, pur cercando di arieggiare le chiome, però per non creare delle porte aperte, troppe porte aperte alle malattie. Quali sono gli obiettivi? Come l'obiettivo essenziale è quello dell'aumento della biodiversità attraverso la piantumazione che è stata fatta di varietà, di multivarietà antiche. E questo, come sappiamo, la biodiversità è la base per la vita sulla Terra, per aumentare la possibilità di una vita a lungo e sana sulla Terra, aumenta la resistenza alle fitopatologie, aumenta la disponibilità temporale dei prodotti e aumenta un aumento abbastanza importante dei nutrienti, e questo si riflette anche sui sapori di quello che si produce. Naturalmente a fronte di tutto questo ci sono delle criticità. La prima criticità è quella dell'aumento di ore di lavoro, perché a fronte di aziende convenzionali che lavorano tutto con le macchine,
qui c'è anche molto lavoro manuale e poi comunque insomma in generale c'è un cospicuo aumento di ore di lavoro. E non ultimo l'aumento degli attacchi parassitari, perché gli insetti, come sappiamo, sono dei buon gustai e tendono ad andare dove non ci sono veleni e dove le cose sono buone. Adesso un accenno sulla parte culturale del progetto. Ci è venuto in mente che tutto questo percorso poteva anche essere occasione per fare un progetto sulla cultura della biodiversità. E quindi ultimamente abbiamo creato un percorso didattico nel Meleto denominato Racconta Melo, e che è rivolto in particolare alle giovani generazioni con percorsi ludico-culturali per le scuole, ma anche per singoli o gruppi di adulti che sono interessati alla tematica. Questo percorso consta di 14 pannelli in italiano e in inglese e che contengono ciascuno notizie storiche, geografiche, botaniche e curiosità varie rispetto a quella varietà di mela antica. Inoltre abbiamo inserito un QR code scansionando il quale si può, oltre a visionare tutto il sito dell'azienda, del progetto, anche ascoltare un racconto, un audioracconto che, intrecciando realtà e fantasia, vuole coinvolgere l'ascoltatore nella storia di quella particolare varietà di mela. Il progetto Racconta Melo non nasce comunque avulso dalla realtà più globale, perché è inserito nel più ampio progetto Radici di Comunità, che è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte, ed è nato in collaborazione con le associazioni del territorio Ecoredia, GDA, Fraternità CISV e Legambiente Dora Baltea. Ora, in ultimo, ci chiediamo, ma tutto questo che attinenza ha con gli operatori sanitari? Perché ne parliamo? Perché i temi dell'ecosistema, della biodiversità sono di interesse sanitario, in realtà è stato detto molto bene da tutti i relatori precedenti, ma perché una sanità che parta dalle radici, ovvero dalla reale prevenzione, non solo dalla cura delle patologie latenti o manifeste, produce sicuramente degli effetti che vanno da un aumento delle coltivazioni in armonia con la terra, secondo quanto esposto prima, certamente potrebbe portare a una diminuzione dell'inquinamento da fitofarmaci nell'aria, nell'acqua, nel suolo ed infine nel cibo che ci costituisce. E una diminuzione di questo inquinamento potrebbe portare a un arresto della moria e infine a un aumento degli insetti impollinatori, che sappiamo essere i responsabili quindi della produzione del cibo. Inoltre potrebbe produrre un aumento di concentrazione dei nutrienti importanti nei cibi, e questo, anche questo fattore, ultimamente vediamo quanta gente assume integratori perché si stiamo alimentando, come diceva anche prima Adriano Osella, in malo modo, cioè con cibi scadenti, cibi che sono negli scaffali da molto tempo, con cibi poveri perché sono coltivati in modo alterato, e questo sicuramente potrebbe aumentare la vitalità, anche la nostra vitalità. Inoltre, sempre, forse la cosa più importante da sottolineare, potrebbe portare a una diminuzione di alcune patologie che stiamo vedendo negli ultimi anni, quali allergie, alterazioni ormonali, sterilità, tumori, soprattutto in primis nei lavoratori della terra, ma poi anche nei consumatori. In ultimo, lavorare con la terra è terapeutico. Come è stato ben detto anche prima, sempre dagli altri relatori, si va dal semplice benessere fisico
legato al movimento, allo stare all'aria aperta, e questo lo abbiamo visto molto bene durante le fasi del lockdown, in cui chi poteva, chi aveva un orto da coltivare, era veramente, ecco, poteva fare salti di gioia, si fa per dire, insomma. Ma abbiamo anche un benessere psichico legato al sentirsi utili, al co-creare nuova vita da un piccolo seme, al sentirsi parte di un tutto pieno di esseri viventi che collaborano, alla soddisfazione, come già detto anche in precedenza, di produrre il proprio cibo ricco di sapore, ovvero di sostanze vitali e perciò vitalizzanti. Ma ancora un'ultima considerazione lasciatemi fare. Lavorare con la terra spesso, cioè, ci può portare a sentirsi partecipi del ciclo naturale, e questo è un fattore che ci può aiutare a comprendere che la morte è solo una parentesi, un tempo di attesa che prelude alla rinascita. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi lascio con un'ultima slide in cui ho messo il testamento di Liebig. Liebig era un grande chimico tedesco, l'inventore dei concimi chimici. Da noi è ricordato solo per i dadi e l'estratto di carne, ma in realtà la cosa più importante è stata inventare i concimi chimici. Al termine della sua vita, Liebig ha scritto un testamento in cui chiede perdono a tutta l'umanità e al Creatore, perché si è reso conto che questi concimi hanno sovvertito completamente l'equilibrio della terra e l'opera del Creatore. Grazie a tutti per l'attenzione. Un grande saluto. Bene.